In questa video lezione affronteremo il tema della proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale è formata dalle privative industriali e dalla proprietà letteraria e artistica, definita diritto d'autore. L'articolo 2 del codice relativo precisa che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice stesso. In particolare, la brevettazione è prevista nelle invenzioni, nei modelli di utilità, nelle nuove varietà vegetali. La registrazione, invece, è prevista per i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti e semiconduttori. In questa video lezione ci occuperemo di analizzare il marchio, il brevetto e il modello di utilità e i disegni e modelli. Iniziamo a descrivere il marchio. Il marchio è un segno che permette di distinguere da quelli delle altre aziende i prodotti o i servizi, realizzati e distribuiti da un'impresa. Secondo l'articolo 7 del Codice della proprietà industriale, possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni rappresentabili graficamente. Esempio, parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità cromatiche. Ad esempio, un suono può essere registrato come marchio riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono. Per quanto riguarda la forma del prodotto o del suo confezionamento, essa può costituire un marchio a due condizioni. Prima condizione, che la forma abbia una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio. Pensiamo alla bottiglietta della Coca-Cola, al cioccolatino Lindt o all'ovetto Kinder. La seconda condizione è che la forma registrata non sia la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto questa è priva di capacità distintiva. In base agli elementi che lo compongono, si possono individuare tre categorie di marchio. Il marchio denominativo, che è costituito solo da parole, esempio Geox e Casio. Il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia, pensiamo alla Lacoste, Ferrari o McDonald's. Il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure, esempio Adidas o San Benedetto. Dato il valore e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è nell'interesse dell'impresa registrare il marchio in tutti i paesi di esportazione o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d'uso. I modi per farlo sono sostanzialmente tre. Il primo, attraverso una serie di registrazioni nazionali. La domanda di registrazione va presentata all'Ufficio Nazionale Marchi di tutti i paesi in cui si vuole ottenere la protezione, seguendo la procedura prevista da ogni singolo ufficio nazionale nella lingua prescritta e pagando chiaramente le relative tasse. Alcuni paesi esigono i servizi di un consulente di marchi iscritto all'albo di quel paese. Il secondo modo è una registrazione di marchio comunitario, valido cioè per tutti i paesi dell'Unione Europea. Il terzo modo è una registrazione di marchio internazionale. Il marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Passiamo ora a descrivere i brevetti. Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è definita come una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. L'invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, un prodotto, un metodo o un procedimento completamente nuovo, o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un'invenzione. Pertanto, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, quindi il requisito di novità, che implicano un'attività inventiva e che sono atte ad avere un'applicazione industriale, oltre ovviamente a essere lecite, ovvero non contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. In caso di innovazione incrementale o di una piccola invenzione, spesso invece di ricorrere al brevetto, si tutela la propria miglioria attraverso un modello di utilità. Facciamo un breve focus sui tre requisiti di brevettabilità dell'innovazione. La novità.
Secondo l'articolo 46 del Codice di proprietà intellettuale, l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica, ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta, orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Ad esempio, se un'invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda. Se invece quest'ultimo l'ha già esposta in una fiera, l'altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Allo stesso modo, la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale o l'esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell'invenzione, quindi di renderla non brevettabile. È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e far sottoscrivere accordi di segretezza appositamente predisposti che obblighino a non divulgare le informazioni in modo non autorizzato. Il secondo requisito di brevettabilità è l'attività inventiva, descritto nell'articolo 48 del codice relativo. Questo articolo precisa che un'invenzione implica un'attività inventiva quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo creativo e non a processi che una persona con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo potrebbe facilmente capire. Esempi di una insufficiente attività inventiva sono la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un'altra avente ugual funzionamento, come pure è stata reputata non brevettabile l'applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l'invenzione originaria è stata concepita. Il terzo requisito di brevettabilità è l'industrialità, descritto nell'articolo 49 del codice relativo. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Un'invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici. Per essere brevettabile, deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine industriale è qui inteso nel senso più ampio del significato, come un qualcosa di distinto dall'attività puramente estetica o speculativa. I brevetti hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito, mentre i modelli di utilità hanno una durata di 10 anni dalla data di deposito. Chiaramente a condizione che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento. La tutela di un'invenzione nel solo territorio italiano spesso non è sufficiente a garantire protezione dai competitors. Ci sono infatti 3 modalità principali per proteggere un'invenzione o un modello di utilità all'estero. Il percorso nazionale è quello in cui si può richiedere la protezione presso l'Ufficio brevetti nazionale di ogni paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. Questo percorso però può essere molto costoso oltre che scomodo, nel caso in cui il numero di paesi sia molto ampio. Pensiamo al percorso europeo di registrazione, quando molti paesi di mio interesse sono membri dell'Unione Europea. Quindi in questo caso è possibile inoltrare la richiesta di protezione con effetto allargato sui territori di tutti o di alcuni di quei paesi attraverso l'ufficio regionale competente per l'Europa, ovvero l'Ufficio Europeo dei Brevetti, l'EPO. Il percorso internazionale invece prevede che se un'impresa intende proteggere un'invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di cooperazione sui brevetti, PCT, si può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale di brevetto. Una sola domanda PCT in una sola lingua a fronte del pagamento
di un unico gruppo di imposte ha efficacia legale in tutti i Paesi membri e aderenti al PCT. Il PCT non elimina la necessità di continuare la procedura per il rilascio in ogni Stato designato, però ne facilita il perseguimento, riducendo in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni ufficio brevetti. Inoltre, inoltrando una domanda PCT, si può ottenere allo stesso tempo la ricerca di anteriorità e l'esame formale che comprende più di 139 Paesi. Questa tutela resta valida fino al 30° mese dalla data di primo deposito. Alla scadenza si dovrà decidere in quali Paesi estendere effettivamente il brevetto. Questo tempo, però, ci permette di testare la nostra strategia competitiva, sia in ottica di produzione sia di vendita, e identificare così con cura i Paesi in cui ha senso estendere la tutela. Entriamo adesso nel merito dei disegni e modelli. Con i disegni o modelli si tutela l'estetica e il design di prodotto. Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato, dagli orologi agli accessori per la casa, dalle automobili ai giocattoli. I disegni o modelli registrati sono ora protetti per 5 anni dalla data di deposito, ma la protezione può essere prolungata fino ad arrivare a 25 anni, a condizione che i diritti di rinnovo o di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e che durante tale periodo non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca. In questo modulo abbiamo evidenziato 3 elementi della proprietà intellettuale, su cui quasi ogni azienda innovativa dovrà ragionare. In ottica di design abbiamo descritto i disegni e i modelli. In ottica di creazione di brand identity abbiamo descritto il marchio. E per quanto riguarda la parte più produttiva, ci siamo soffermati sui brevetti e sui modelli di utilità. La proprietà intellettuale e le sue estensioni sono un elemento strategico per l'azienda. Quindi, fin dall'inizio, è bene prevedere spese di consulenza ed informarsi sulle procedure di registrazione e brevettazione.